Buona Pasqua e benvenuto all'ospite della domenica, il maestro Antonio Presti, artista, mecenate, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte. Fra pochissimo, venerdì e sabato prossimo, ci sarà la presentazione della sua nuova monumentale opera, La Porta delle Farfalle a Librino, una nuova installazione che in parte forse, ecco qua, guardate un po', qualche anticipazione, una installazione monumentale terracotta che si unirà alla Porta della Bellezza che già conosciamo e raggiungerà la lunghezza incredibile di 1,5 km, è vero? Sì, sì, grazie, buona Pasqua a tutti, soprattutto in questo momento che c'è necessità di ritornare a quel valore di bellezza e di sacralità. Quindi è una giornata importante dove l'augurio più bello che mi sento di lanciare un po' per tutti è quello dell'ascolto. Forse in questi auguri ci vuole tanto ascolto, se ritorniamo tutti forse più ad ascoltare e meno a parlare, ecco, potremo manifestare quella bellezza. Ci stiamo disabituando ad ascoltare, malgrado tutti gli strumenti nuovi delle nuove tecnologie di cui disponiamo. L'ascolto vuole come nutrimento il ringraziamento. Quando parliamo rivendichiamo. Nella vita dobbiamo scegliere o rivendicare o ringraziare. Se ascoltiamo e impariamo di nuovo ad ascoltare, soprattutto i ragazzi, i giovani, ci riappropriamo di quel sentimento del ringraziamento. Ringraziare è la potenza. Dobbiamo ringraziare Sempre. un personaggio come lei, che è un artista, è un mecenate che ha dedicato e dedica tutto se stesso, compreso naturalmente come dire, il suo lavoro, i suoi beni, il suo impegno, a questa Porta della Bellezza che poi si unirà alla Porta delle Farfalle. Per Librino e non soltanto per Librino. Prima di tutto la bellezza. Perché la bellezza? Perché in questi luoghi di mancamento, che noi chiamiamo periferie, anzi un sistema crea la periferia, e chi nasce e vive quella periferia in nome del mancamento viene negata la bellezza. Un bambino che nasce in una periferia diventa quello che vede. Se io vedo delinquenza, se vedo spazzatura, se vedo il brutto, ecco, io divento quel brutto. Gli occhi devono essere sempre educati alla visione della bellezza. Io da 15 anni ho amato Librino, amo la gente del quartiere, i ragazzi, ho cresciuto intere generazioni perché il mio senso artistico e anche culturale, politico, è stato quello di andare nelle scuole. E la scuola è il tempio sacro della conoscenza. Lei ha detto che Librino e altri quartieri così sono non le periferie, ma i quartieri, le zone del mancamento. Le zone del mancamento di un non luogo a procedere, perché da 40 anni le periferie che sono state create in tutta Italia hanno tutte la stessa emergenza. L'emergenza principale di una periferia è quella dell'educazione, quella della dispersione scolastica, è quella di consegnare a questi ragazzi il sapere. Il sapere è libertà, l'ignoranza è schiavitù. E allora in questi non luoghi a procedere, la nostra contemporaneità, esercitiamo sempre in nome di quel mancamento non la visione della bellezza ma l'affermazione del brutto, del male, anche l'informazione. Quando parliamo di Librino, di tutte le periferie, solo per quella notizia del male, non è vero. Io posso testimoniare con la mia presenza da più di 15 anni. Io ho realizzato la prima opera, La Porta della Bellezza, con 2000 mamme e 2000 bambini dell'epoca, di 15 anni fa. Queste opere all'epoca noi eravamo tutti preoccupati che parlando di Librino si parla sempre anche di vandalismo, anche di distruzione di ciò che è bene comune, di ciò che è res publica. Invece quest'opera, la prima opera, La Porta della Bellezza, proprio per questo processo di condivisione ha restituito a tutte quelle mamme dell'epoca quella dignità e quell'identità da proteggere e custodire la bellezza. Certo. Io ho scritto all'ingresso del quartiere di Librino, dove c'è la Porta della Bellezza, chiunque passa entrando, c'è un bellissimo messaggio che ho scritto anche in maniera monumentale, e ho scritto: un rispetto è misurato, chi lo porta l'ave portato. Librino ha rispettato, le mamme di allora oggi sono diventate le nonne, certo. I figli sono diventate le mamme e le mamme di oggi portano i loro figli. E tra l'altro ci saranno 20 licei artistici siciliani, poi artisti, architetti,
15.000 mamme lei prevede, evviva, con i bambini, le scuole, le associazioni di quartiere in questi 2 giorni, 14 e 15, venerdì e sabato prossimi. Io invito tutti quanti a venire a Librino non solo a vedere un'opera monumentale di una grande bellezza e di una grande coralità, perché questa non è un'opera di un singolo, è un'opera collettiva e trova nella condivisione il processo artistico. A volte l'artista, anch'io che ho fatto anche delle grandi opere monumentali, pensiamo che la cosiddetta opera d'arte è il manufatto, è la scultura e la pittura. Ecco, a Librino per la prima volta la vera e unica opera d'arte è la gente del quartiere, è il processo artistico che trovando nella condivisione il senso, l'anima, ecco, trova il rispetto poi, trova l'innesto di quella bellezza. Passando da Librino e vedendo dalla Porta della Bellezza alla Porta delle Farfalle questi chilometri di bassorilievo in terracotta realizzato in maniera preziosa da tutti gli artisti, gli architetti, ringrazio veramente col cuore tutti gli artisti che hanno partecipato al progetto, perché grazie a loro... Che immagini bellissime che stiamo vedendo, mentre lei, maestro, sì, parla, ci perdonerà. Sì. Questa forma estetica delle grandi sculture monumentali, parliamo di bassorilievi alti 10 metri e lunghi 7 metri, quindi opere imponenti. Queste opere hanno restituito con questo processo artistico la visione della bellezza. A volte quando si parla della bellezza in questa contemporaneità, e c'è una frase che io non amo molto, è quella di Dostoevskij che si dice sempre la bellezza salverà il mondo. Sì. Ecco, questa bellezza... Non le piace questo? No, non mi piace, perché in questo momento bisogna riconsegnare a questa contemporaneità il senso della bellezza, il valore della bellezza. La bellezza può salvare il mondo se nel cuore di tutti c'è quel respiro universale, di quell'ascolto, di quel ringraziamento, di quel valore di essere essenza e non di apparire al consumo dell'apparenza. Noi oggi la nostra contemporaneità, soprattutto i ragazzi che sono un po' ottusi da queste tecnologie, spegniamo questi telefonini, riaccendiamo le coscienze, riaccendiamo l'abbraccio del cuore, riaccendiamo il senso della vita, che non è stare davanti a un iPhone o un telefono. Questo, l'arte, anche quest'opera che è fatta in terracotta, è un po' una controtendenza alla generazione .0. Siamo tutti digitalizzati e invece al Librino troviamo il senso nella terracotta. Ecco, lei ha convocato per collaborare alcuni fra i più importanti fotografi del mondo, è vero, che hanno l'incarico naturalmente di fotografare, ma non solo la sua opera straordinaria, ma la gente, ha detto lei, è vero? Sì. In parallelo a questo grande bassorilievo in terracotta di questa monumentalità, nella parte laterale del muro, di questo grande muro dell'asse attrezzato, abbiamo fatto una bellissima installazione fotografica del Cantico di San Francesco, dove 1200 persone sono state fotografate da grandi fotografi. Il più grande ospite che abbiamo avuto è stato il maestro Rezà, e questi fotografi hanno restituito attraverso l'immagine il valore anche di quella bellezza e dell'identità del luogo. Ecco, cosa manca in un luogo come Librino? L'identità e l'orgoglio di essere a Librino. Ecco, con questi processi artistici stiamo innestando non solo la visione della bellezza, ma anche l'orgoglio e l'identità di essere felice. E un ragazzo di Librino deve essere felice e orgoglioso di essere di Librino. Sono parole meravigliose queste, maestro. Speriamo davvero che trovino l'eco giusto e l'ascolto giusto. Lei ha realizzato tantissime cose, ci perdonerà se non riusciamo a elencarle tutte, però qualcuna la possiamo vedere, come quella nella Valle dei Nebrodi, il Parco Fiumara d'Arte, realizzata negli anni passati, ormai sono, ecco qua, guardi un po'. 80-90. Sì. E questa è la sua firma, immagino, sì, e insieme con l'artista Pietro Consagra, una scultura all'aperto anche qui. La materia povera, scusate, la materia poteva non esserci. Che vuol dire? Vuol dire che è un impegno etico e estetico anche in questo mio territorio periferico della Sicilia, parliamo fra Santo Stefano di Camastra e Castel di Dusa. Io ho reso famoso nel mondo questo territorio grazie al dono che ho fatto per tutta la vita. Donare in Sicilia non è facile. Io ho donato tutta la mia vita, il mio patrimonio, la mia anima, come sto facendo ancora a Librino. Ecco, però i siciliani non ti perdonano il fare fatto. Il valore del fare è il fatto.
e noi siciliani a volte parliamo soltanto. Io ho 67 anni, ancora oggi amo parlare solo con chi fa, perché in questo momento c'è magari uno che fa e 99 che criticano quello che fa, e allora non va bene. Noi siciliani dobbiamo ritornare al fare, a essere esempio di quel fare. Tutta quella cultura che io ho vissuto anche negli anni 80, 90, 2000, una cultura anche della società civile, che per fare contrastava anche un sistema, anche mafioso, delinquenziale. Certo. Io ho fatto le mie scelte, io sono stato anche in grande solitudine nel mio territorio, ho lottato contro lo Stato che mi voleva demolire tutte le sculture perché erano state ritenute abusive, ho subito vari attentati, ma io oggi ringrazio, rivendico il ringraziamento dell'ingratitudine, perché, perché è una regola universale che dovremmo applicare. Però sono cambiate un po' le cose in questi anni in Sicilia, il meglio e il peggio. Non è cambiato nulla, è cambiato soltanto una cosa grave, che in questo momento manca la società civile. In questo momento quell'idea del bene comune, della società civile che è sempre arbitra della nostra democrazia, in qualunque Stato democratico c'è quella cosiddetta società civile che è arbitro. E come mai qui da noi non si sente, non si avverte, non si... Non c'è, perché poi ripartiamo dal problema e dall'unica emergenza mondiale che abbiamo in questo momento, che è quello dell'analfabetismo e quello dell'ignoranza. Se noi non ritorniamo nelle scuole, non ci vogliono eserciti di poliziotti, ci vogliono eserciti di insegnanti, di poeti, di filosofi. Stanno distruggendo la scuola non perché non ci sono i fondi, c'è una strategia. Preferiscono allevare le nuove generazioni anche attraverso le tecnologie nell'ignoranza più assoluta. E allora noi oggi più che mai dobbiamo ritornare a innestare nelle scuole, non solo che sono compromesse, perché ci sono tutti questi progetti, tutti questi programmi che a volte tengono i ragazzi lontani. Ecco, il processo che io sto applicando a Librino è un processo maieutico, è una maieutica emozionale che attraverso i laboratori innesta quel valore di conoscenza. La scuola oggi è il braccio armato della dittatura dell'ignoranza. Purtroppo dalle elementari all'università, e questa è l'emergenza, noi non solo dobbiamo promuovere l'ignoranza, ma promuoviamo l'ignoranza con i voti dell'eccellenza. Siamo attenti. Parole severe. Ed è l'ammonimento della nostra mancanza di democrazia, perché non c'è democrazia se non c'è conoscenza. Se le agenzie educative, le due grandi agenzie che formano la visione del futuro, quindi parliamo dei nostri figli, sono la scuola e le famiglie. Certo. In questo momento manca la famiglia e manca la scuola. Anche la scuola. Come possono crescere questi ragazzi? Con quale esempio? Con quale valore di differenza? Magari con la bellezza, per esempio quella che lei ha realizzato in tantissimi posti, ma nel Museo Albergo Atelier sul mare a Castel di Tusa, vicino a Messina. Anche qui abbiamo qualche immagine, e ha coinvolto una miriade di artisti straordinari, non so, i più grandi artisti hanno condiviso questo processo artistico del Museo Albergo Atelier sul Mare, che attraverso la fruizione di una cosiddetta camera d'albergo, l'arte e la bellezza educa la bellezza. Io entrando in queste stanze non guardo più il quadro, non guardo più la scultura, ma io divento opera. Ecco, restituire al fruitore non più quella condizione passiva, se ti piace o non ti piace, perché di solito quando noi andiamo a uno spettacolo, andiamo a vedere un'opera, anche il dialogo che noi facciamo come pubblico passivo è quello se ti piace o non ti piace, se l'hai capito o non l'hai capito. Ecco, l'arte invece può avere una visione diversa, un passaggio diverso, quello di restituire a ognuno di noi quella possibilità di sentirci opera dell'universo. Forse abbiamo perso questa dimensione di sentirci universalmente opera, ed è il male più grande, oltre all'analfabetismo funzionale, oltre all'ignoranza di Stato, il male più grande è la nostra egocentricità. In una società dell'apparire, dell'apparenza, di TikTok, di Instagram, dove tutti mettiamo queste nostre immagini a volte in maniera volgare e senza senso e senza anima, questa dittatura anche della tecnologia trova nella schiavitù il senso. E allora oggi più che mai bisogna rianimare le coscienze, bisogna restituire quella
della visione del futuro e lottare non contro un sistema mondiale che preferisce allevare l'ignoranza, ma anche attraverso questi processi artistici. L'albergo con le stanze educa la bellezza. Io quando vedo la gente uscire dalle stanze che sono emozionate, stupite, nella meraviglia, trovo il senso anche di questo lavoro. Bellissimo. Ricordo che questi siamo a Castel di Tusa, vicino a Messina. Tornando al librino, ma ci sono tantissime cose che contribuiscono a questi suoi intenti. Per esempio 500 spot per il librino, 500 bandiere per essere città. Ce ne vuole parlare un attimo? Sono opere che ha 500 realizzato. spot di librino, mi ricorda questo bellissimo studio di 15 anni fa, quando col dottore Ciancio allora diede la disponibilità e il valore dell'amicizia non si deve dimenticare mai nel tempo. Certamente. Ha dato la disponibilità di proiettare ogni giorno all'interno del telegiornale tutti gli spot pubblicitari che manifestavano la bellezza degli abitanti di Librino. Quindi ogni giorno Librino prendeva il più grande potere della pubblicità, si inseriva all'interno del palinsesto dei telegiornali e manifestava la sua bellezza. Le 500 bandiere erano bellissime, sull'asse di servizio verso l'aeroporto tutte le scuole realizzavano queste bandiere ispirate a un valore e venivano installate ogni anno lungo l'asse di servizi. Ecco, la bellezza è quando è corale. Io sono stato sempre al servizio della comunità della bellezza. Io non sono un artista autoreferenziale che trova il senso nella egocentricità. Il male è l'ego, l'egoismo, l'egocentricità. Ecco. È una società che forse dovrebbe, oggi è giornata di Pasqua, e l'invito più bello per chi ci ascolta è di non pensare solo attraverso l'ego, attraverso l'io, ma di pensare attraverso il noi. È nel noi che c'è la bellezza, è nel noi che c'è la comunità e lì dobbiamo innestare. Beh, bellissime queste parole, questo appello. Dopo la realizzazione della Porta della Bellezza, alcuni anni dopo, ha realizzato un'installazione fotografica di 1200 ritratti intitolato Il Cantico di Librino. Il Cantico di San Francesco. Tutte queste immagini di 1200 abitanti sono state abbinate alle parole sacre del Cantico di San Francesco. Laudato si mio Signore, sorella Luna, fratello Sole. Ogni immagine con queste due parole del cantico abbinate restituisce un valore universale della bellezza, perché se l'immagine era senza le parole del cantico, io mi sarei specchiato in questa immagine e com'è la nostra società contemporanea avrei affermato io sono bello. Se invece in quelle immagini io metto laudato sì mio Signore, fratello Sole, sorella Luna, io non sono più Giovanni Peppino, ma io divento fratello Sole, io divento sorella Luna. Come potevamo spiegare a tutti gli abitanti di Librino il valore universale delle parole del Cantico di San Francesco? Ecco, questo processo artistico delle immagini abbinate alle parole del cantico hanno restituito un nome universale a 1200 persone, dai bambini alle persone anziane. Ogni giorno passando da quel luogo, anche un bambino, non mi guardo più col mio nome, ma mi riconosco in quel valore universale. A Librino lei sarà, non solo a Librino naturalmente, ma dico, la popolazione di Librino goda di un affetto e di una gratitudine straordinaria. Io mi sono innamorato di Librino, della gente di Librino, e vorrei ricordare a tutti, soprattutto ai catanesi, e la periferia non è soltanto Librino a Catania. Certo. Catania, ricordiamocelo, io la conosco bene perché vivo qua da tanto tempo, la Catania di quel cosiddetto centro è da Piazza Duomo a Piazza Stesicole e via Crociferi. Superato questo centro storico cosiddetto, poi Catania è la sommatoria di tante periferie. E allora l'anima della città è proprio in quel luogo. Il sistema, la politica, chi amministra non deve andare a recuperare in questi luoghi non c'è gente da recuperare, c'è gente splendida, ci sono mamme e bambini di un esempio e cooperative, condomini, di una bellezza a Librino, tutta la parte bassa delle cooperative, ci sono dei grandissimi condomini, di una grandissima civiltà, abitate da persone per bene, persone... E di cui forse spesso noi non abbiamo consapevolezza, non abbiamo conoscenza, noi che siamo qua. Siamo qua sempre a giudicare Librino, Picanello, eccetera. No, anche in quelle parti di mancamento che io frequento molto, a Librino, la zona del Palazzo di Cemento, tutte quelle zone là, dove c'è gente che può aver anche sbagliato, e io sto con chi sbaglia. Io non sto con chi
critica chi ha sbagliato, perché uno sbaglia perché non ha gli strumenti. Se io a chi sbaglia do gli strumenti e anche il nome di quel mancamento, di quella devianza, chi siamo noi per andare al librino e recuperare la gente il librino? Ma come ci permettiamo? Noi che come sistema abbiamo creato il librino di turno e non siamo stati capaci di cambiarlo, forse anche perché non c'è una volontà, non per il librino ma per le periferie. Ma eppure questo era un progetto, doveva essere a suo tempo un quartiere satellite, modello, quello di Kenzo Tange, che è l'architetto urbanista giapponese, doveva essere anche un'idea nuova della Questa è la città. tragedia di tutte le periferie d'Italia. Ecco. Abbiamo chiamato tutti i grandi architetti, Gregotti, Kenzo Tange, i grandi, a disegnare quell'idea della città. Poi questa idea della città, che doveva essere la città del futuro, la città satellite, la città della visione del cambiamento, queste città poi sono state abbandonate e guarda caso in tutta Italia queste periferie hanno tutta quella stessa verticalità e manca l'orizzontalità. L'orizzontalità è la mancanza del cuore, della piazza, della vita comune di una comunità. Sì, e guarda caso abbiamo consegnato tutte le periferie allo spaccio, alla droga, non è vero. Questa è una strategia, forse i voti sottomessi con l'ignoranza, diciamocelo chiaramente, quando il voto è ignorante, quando il voto è sottomesso è più facile conquistarlo, è più facile acquistarlo e allora le periferie non sono i luoghi da recuperare, sono luoghi che un sistema mantiene in questo modo, fa comodo mantenerli così e la bellezza, l'arte partendo dalle scuole. A Librino ci sono 10.000 bambini delle scuole elementari e medie. Noi dobbiamo decidere oggi, partendo dalla prima elementare e finendo la terza media, se questi 10.000 bambini per la città di Catania sono una risorsa o sono un problema. Dipende da noi, dipende dalla società civile, che purtroppo non c'è, dipende dalla scuola, dalle associazioni, dal mondo che ancora, dopo tanti anni, ancora dagli oratori. Abbiamo chiuso gli oratori nelle periferie. C'è soltanto l'oratorio Giovanni Paolo II delle suore splendide che fanno questa attività e questo oratorio è l'unico presidio in nome dell'oratorio, oltre all'associazione c'è il Taritacum, ci sono tante associazioni, ma poi quello Stato, quella volontà di cambiamento non c'è, perché forse fa comodo così. L'auspicio che lei ha fatto in chiusura di questo nostro bellissimo incontro, secondo me è un po' come un augurio per la nostra Pasqua, è vero? È l'augurio di una Pasqua e dobbiamo ritornare a riprenderci la visione della bellezza. Ecco, io sono molto felice che passando da Librino e vedendo questa nuova opera, La Porta delle Farfalle, ricordo un'opera condivisa con 20.000 persone, 20.000 persone di Librino che condividono un'opera d'arte. È una comunità di bellezza. Come ci possiamo permettere di dire che la gente di Librino è a rischio? Ma non esiste, non ci dobbiamo permettere. Le periferie devono essere rispettate, amate col cuore. Io sono testimonianza di quel cuore che ancora dopo 15 anni consegno cuore, parlo al cuore della gente e la gente, siccome in me ha visto in 15 anni la coerenza, ecco. Io non mi sono venduto, un artista non lo fa, un artista è eretico, è l'artista che fino alla fine manifesta l'esempio con la coerenza. Io ancora dopo 15 anni posso andare dai figli di allora, che sono le mamme, e parlare di bellezza, perché non c'è stata una saranno spiegazione. Tutti riconoscenti e vedremo anche il 14 e il 15, venerdì e sabato il 14 prossimi. mattina alle 9:30 ci sarà l'inaugurazione istituzionale e poi il venerdì pomeriggio e il sabato pomeriggio invito tutta la città e tutti i siciliani a venire a vedere quest'opera che restituirà a tutti, non solo agli abitanti di Librino, la visione della bellezza. Grazie, ancora buona Pasqua e complimenti straordinari. Mi permetto di fare gli auguri a tutti e soprattutto a tutti i ragazzi delle periferie della nostra amata terra di Sicilia. Liberiamoci col più grande potere che è il sapere e rimandiamo al mittente la schiavitù dell'ignoranza.